Costituito stamani ad Agrigento presso il foyer del Teatro Pirandello il comitato promotore del futuro aeroporto, alla presenza del notaio Claudio Gucciardo, un primo passo che si è formalizzato con la sottoscrizione aperta a tutti coloro che lo richiedono delle azioni ordinarie che costituiranno il capitale iniziale della società Aeroporto Valle dei Templi SpA. Il valore delle azioni, al fine di un maggiore coinvolgimento popolare, è stato fissato con una quota minima di 1.000 euro. Ampia è stata la partecipazione alla giornata di oggi da parte di tanti soggetti, sia politici come l'onorevole Pisano e Carmina a livello nazionale, sia di tanti sindaci della nostra provincia, Castellino, Lattuca, Ruvolo, Cirillo, Pendolino, rappresentanti ed esponenti della Camera di Commercio di Agrigento e tanti imprenditori e presidenti degli ordini professionali e svariati consiglieri comunali. Stando alle prime sensazioni di oggi, sembra che si parta con il verso giusto. Attualmente, a detta dell'ingegnere Pero Amel, l'unico progetto approvato dall'ENAC, redatto a suo tempo dall'ente provincia, è il sito di Licata, ma non quello originario di Piano Romano, ma in un'altra zona contigua denominata Pezza Scifo. Io penso che l'aeroporto è una delle più importanti infrastrutture che possa avere una provincia. La provincia di Agrigento è una provincia ricca di turismo, i numeri ci sono. Io nel 2022, il 19 novembre 2022, quindi un giorno prima della scadenza, ho inviato proprio a Roma, alla direzione generale che si occupa di questa problematica, una nota, una relazione dettagliata sulla necessità affinché la provincia di Agrigento potesse avere un aeroporto. Ricordo che se io non avessi fatto questa nota, per ben 15 anni Agrigento era tagliata fuori, quindi in maniera non sospetta, in silenzio, che ecco, questa è la mia caratteristica, ho lavorato e oggi questi sono i primi risultati, i primi frutti. Il governo nazionale penso che sia anche accanto a noi, grazie anche a questa opportunità che abbiamo raggiunto di Capitale Italiana della Cultura 2025. I presupposti ci sono, grazie. Penso che oggi sono qua per sottoscrivere il programma sull'aeroporto di Agrigento, ma non solo sottoscrivere il programma dei promotori, ma sono un operatore molto convinto, soprattutto dico che la politica nazionale, la politica regionale deve essere oggi presente su questa grande iniziativa, non possiamo tirarci indietro, come dicevo poco fa in un'altra intervista. Fare l'aeroporto di Agrigento è un'opportunità per il territorio, è un'opportunità per tutte le nostre categorie turistiche, ma non solo, anche merceologiche. Non dobbiamo nasconderci dietro un dito, dobbiamo dire che noi oggi le nostre primizie arrivano nei mercati dopo 3 giorni, con l'aeroporto invece dopo 3 ore, quindi nei mercati nazionali e internazionali. Quindi diciamo che l'opportunità di fare un aeroporto serve per noi cittadini per fare crescere questo territorio. Non dimentichiamo che senza un'autostrada, senza i treni, noi oggi abbiamo 800.000, 900.000, abbiamo toccato fino a 1 milione di visitatori alla Valle dei Templi l'anno. Con l'aeroporto attualmente andiamo a raddoppiare questa utenza e sono tutti naturalmente soldi che restano al territorio, quindi nuove attività che nascono come nuove B&B, alberghi che nascono, ristoranti, cioè è un indotto economico importante. Io sono fiducioso, ma lo sono già da decenni. Oggi sarà importante cominciare con la sottoscrizione dei promotori di questa società. Oggi non c'è un impegno finanziario, c'è semplicemente la volontà di creare uno statuto e di sottoporlo poi agli eventuali sottoscrizioni di azioni. Questo sarà fatto in un secondo momento e sarà pubblicizzato ampiamente. In questo momento c'è da creare questa società e stiamo seguendo anche alternativamente la pista politica, nel senso che stiamo sollecitando tutte le forze politiche regionali, nazionali e europee per ritirare fuori questo dossier che, ricordo, si è fermato solo ed esclusivamente per un blocco che ha imposto il Presidente dell'ENAC, non l'ENAC, il Presidente dell'ENAC, inviando una relazione all'allora Ministro Matteola dicendo che il progetto va bene, il sito va bene, ma non si raggiungerebbe l'equilibrio economico. Valutazione sua personale, perché dalle carte esce invece un'altra indicazione, che è quella che l'equilibrio economico si raggiunge con la semplice compartecipazione all'investimento iniziale da parte dello Stato. Siamo rimasti in questa fase e speriamo di poter aprire questa porta di ferro che hanno creato intorno a questo aeroporto. E dovrebbe sorgere dove? L'ultimo sito progettato, quello che ha fatto la provincia, che ha ricevuto l'assenso dell'ENAC, che è accanto alla strada, diciamo, Agrigento-Licata,
prima dell'ingresso delicato a sinistra. Famoso piano romano? No, piano romano era sulla destra, il vecchio progetto, ma adesso è urbanizzato, quindi non è possibile. Dal lato opposto c'è un'area ampiamente pianeggiante con tutte le condizioni per poterlo fare, che si chiama Contrada Pizzo Scifo. Pezza scifo. Intanto io sono Claudia Gucciardo, non intervengo solo come notaio ma anche come presidente dell'ordine dei notai di tutta la provincia di Agrigento, che mi onoro di rappresentare, quindi è con me qui tutto il distretto. Il procedimento inizia oggi con la costituzione del comitato dei promotori e il recepimento del loro programma nel verbale notarile. Da questo momento poi parte un periodo che va dal 5 giugno al 30 settembre nel quale tutta la collettività, quindi enti, persone fisiche, giuridiche, quindi enti pubblici, privati, potranno sottoscrivere le azioni che sono, diciamo, per consentire un azionariato diffuso, sono del valore nominale di euro 1000 ciascuna, il capitale minimo che si vuole raggiungere per la costituzione della società è di euro 2 milioni, però si è messo anche un massimo di 10 milioni che noi ci auguriamo di raggiungere. In ogni caso già bastano 2 milioni per costituire la società, quindi diciamo che questo è un primo momento importantissimo, diciamo che oggi entriamo nella storia e io voglio essere qui in questo momento in rappresentanza di tutti i colleghi. Allora, l'iniziativa ovviamente ci crediamo perché ci abbiamo lavorato e siamo qui per questo. Il risultato è quello intanto di svegliare la coscienza dei cittadini, perché non bisogna essere critici ma bisogna essere propositivi. Molti intervengono dicendo Agrigento, compreso il ministro Salvini, Agrigento non è inserita nel piano nazionale aeroporti, e questo non è vero, perché non esiste il piano nazionale aeroporti, esiste la proposta di piano che in italiano è un altro concetto. Alla proposta di piano il Comune di Agrigento ha fatto le proprie osservazioni, che il Comitato nell'approvare il piano dovrà tenere conto di queste osservazioni, che sono fatte in maniera ottima in relazione a un concetto di accessibilità allo scalo portuale. Lo scalo aeroportuale deve essere raggiungibile in un'ora. Noi sappiamo che non riusciamo a arrivare in un'ora né a Palermo né a Catania, per cui per lo sviluppo del territorio, per le condizioni di tutte le altre infrastrutture del territorio alle quali non dobbiamo rinunciare, alla realizzazione delle quali non dobbiamo rinunciare, la nostra richiesta di essere inseriti nel PNA è legittima. Ripeto, la cosa importante da capire è che non esiste ad oggi un piano nazionale aeroporti, ma esiste una proposta. Alla proposta si fanno le osservazioni, queste vanno valutate ed eventualmente inserite. Io sono Angelo Principato, sono uno dei componenti del comitato civico e che praticamente da 4 anni stiamo portando avanti questo tema di questa infrastruttura, perché riteniamo che non possiamo essere diverse un'Italia divisa a metà, ma riteniamo che tutte la Sicilia, di concerto anche la città di Agrigento, meriti questo ed altro. Anche le 2 province a cui ci siamo praticamente fatti carico, sì, praticamente le 2 province di Agrigento e Caltanissetta, dove abbiamo raccolto tutte le delibere, cioè significa atti di indirizzo, che sono stati approvati dai singoli comuni e che hanno girato ai sindaci affinché questi si potessero far carico di questa iniziativa. Mi auguro che, come oggi mi sembra che la sala sia affollata, possiamo avere il giusto riconoscimento da parte della cittadinanza, da parte delle istituzioni, affinché possano sposare questa iniziativa. Ecco, voi aderite come comune? La volontà è questa e chiaramente dobbiamo vedere quanto di serietà, di concretezza ci sia su un argomento così importante che riguarda la nostra provincia, cioè quella di realizzare un aeroporto in questo nostro territorio, in questa porzione di Sicilia, e quindi dobbiamo valutare studi di fattibilità e quant'altro, ma è chiaro che tutti dobbiamo crederci e impegnarci perché un'importante infrastruttura che sia al servizio di questo nostro territorio si possa realizzare, anche e a maggior ragione in prospettiva di Agrigento capitale della cultura 2025. Avere delle infrastrutture, diciamo, sul nostro territorio è importante, oggi più che mai, perché devo dire Agrigento, Aragona e l'Interland, possiamo dire tutta la provincia economicamente cresce, quindi nasce di più l'esigenza di avere un'infrastruttura così importante che ci dia facilità nello spostarsi. Ecco, io un momento fa parlavo
che l'altro giorno per andare a Roma, per prendere l'aereo alle 6, mi sono alzato all'1:30 di notte e non è normale. Quindi avere la possibilità di spostarsi con facilità, tra le altre cose ritengo che Agrigento abbia tutte le carte in regola anche in termini numerici per poter sostenere questa infrastruttura, e quindi noi ci abbiamo creduto sin dal primo momento, abbiamo fatto una delibera di giunta aderendo proprio a pieno titolo a questa iniziativa che speriamo che... Quindi aderite come comune pure? Aderiamo anche come comune, principalmente come comune, ma aderisco anche come imprenditore perché è una cosa a cui ci credo e, come stavo dicendo, spero che da iniziative si trasformi in realtà. L'interesse sicuramente della collettività, della città, dell'intera regione. Le infrastrutture sono indispensabili per creare sviluppo e creare economia e noi, siccome ci crediamo, siamo qua per capire e per sostenere questa iniziativa che sicuramente porterà del bene a tutti. L'iniziativa è sicuramente encomiabile perché è tesa a riunire un po' le forze del territorio, però vorrei dire che non è un problema qua di raccogliere fondi, il problema nostro è quello di abbattere un muro che ha eretto l'ENAC nei confronti dello scalo aeroportuale agrigentino negli ultimi 30 anni, quindi io sarei più per fare un movimento di opinione forte, trasversale, che coinvolga politica, istituzioni, categorie produttive, finalizzato ad abbattere questo muro. Non capisco come l'ENAC consideri il nostro aeroporto non sostenibile quando invece considera sostenibile quello di Lampedusa, che vive con 150.000 turisti anno, noi ne abbiamo qua 10 volte tanto. Non capisco come ha dato il nulla osta all'aeroporto di Birgi, un tiro di schioppo da Punta Raisi e Comiso, un tiro di schioppo di Fontana Rossa. Ci sono molte cose che non capiamo e a mio avviso la prima cosa è sgomberare il campo da questi equivoci e fare un'azione politica forte per abbattere questo muro. È un'iniziativa significativa, noi aderiremo perché bisogna spingere in quella direzione, l'aeroporto è una struttura importante per lo sviluppo di questo territorio, soprattutto in questo momento storico nel quale è molto gettonato il turismo congressuale. Agrigento potrebbe svolgere una funzione molto importante avendo una struttura come il Palacongressi che ha questa vocazione nell'accogliere i congressi internazionali. Ovviamente bisognerebbe anche individuare delle strutture per fare degli alberghi che possano raggiungere un target elevato, ma l'aeroporto è una precondizione assoluta per lo sviluppo. Lavoreremo per aiutare questo sistema. È stato sempre un desiderio di tante persone, quindi anche da parte mia, che Agrigento, per la bellezza, per l'importanza, per tutti gli aggettivi che possiamo metterci e di cui siamo stati anche riconosciuti ora ultimamente, allora avesse anche il suo aeroporto con tutte le strutture e le strade da aggiustare naturalmente, ma se ci sarà l'aeroporto quindi verranno tutto di conseguenza. Io sono veramente contento e con la mia presenza voglio dare la mia testimonianza per dire andiamo avanti. Noi siamo qui stamattina per dare sostegno a questa azione propositrice perché noi siciliani siamo bravissimi a lamentarci, siamo indolenti, carattere arabo, però non ci muoviamo per riuscire a concretizzare le belle cose. Quella di stamattina è veramente un'idea meravigliosa che noi vogliamo sollecitare, appoggiare, dare concretezza con la nostra presenza, intendendo aderire formalmente e concretamente anche all'acquisizione di un'azione magari simbolica, ma per dire che noi ci siamo e tutti dovrebbero concorrere a formalizzare questa azione.